Avrebbe potuto far saltare in aria il comune di Breda di Piave la bomba che un operaio ha deciso di piazzare nel suo giardino, fortunatamente sequestrata questa mattina dai carabinieri. Oltre un anno fa aveva rinvenuto sul greto del Piave l'ordigno. Se n'era immediatamente invaghito, tanto da decidere di caricarlo su un furgone e portarlo a casa. Un proietto per bombarda risalente al primo conflitto mondiale del peso di circa 2 quintali, quindi potenzialmente molto offensiva. Un sarcofago lungo oltre 1,60 m con oltre 100 kg di esplosivo in perfetto stato di efficienza. Una passione che questa mattina è costata al 59enne operaio di Breda di Piave l'accompagnamento in caserma in stato di fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La bomba è stata posta sotto sequestro e ora scatteranno le operazioni per far brillare l'ordigno. Abbiamo dovuto chiamare immediatamente gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Padova che sono intervenuti e hanno prelevato l'ordigno e l'hanno poi posizionato, allocato in un posto rendendolo sicuramente bonificato. La bomba era in un punto dove chiunque avrebbe potuto urtarla, magari anche inavvertitamente, provocandone la deflagrazione. Per proteggerla l'uomo le aveva posato sopra soltanto un telo di nylon. Accidentalmente poteva esplodere in qualsiasi momento, anche perché la bomba comunque non era custodita adeguatamente ed è stata rinvenuta già con delle tracce di ruggine. In stato di fermo anche il fratello dell'uomo. Il 51enne all'interno dell'abitazione custodiva una pistola, 3 moschetti e una carabina, armi da guerra la cui detenzione è vietata.